Pronti? Via! Dai Emma. Oggi ho fatto 14 mi pare e mezzo, il record del mondo è 15 e mezzo. Quindi adesso vediamo, perché poi 60 non sono sicuro la mia gara, insomma. Per Emma Mazzenga correre è naturale, lo diceva ai nostri microfoni il 16 gennaio del 2024, pochi giorni dopo aver battuto il record mondiale nella categoria Master Donne over 90, correndo i 200 metri in poco più di 54 secondi. Oggi a 92 anni la padovana Emma Mazzenga continua a correre e ad allenarsi con un'energia e con dei tempi che sono diventati oggetti di studio di un team di ricercatori universitari americani e italiani. Lo scorso aprile Emma è stata all'Università di Pavia per alcuni test condotti dal team di Simone Porcelli, docente di fisiologia al Dipartimento di Medicina Molecolare, che ha iniziato la ricerca insieme a Marta Colosio della Marquette University di Milwaukee. Visti al microscopio, i muscoli di Emma Mazzenga hanno rivelato dettagli sorprendenti. Le sue fibre muscolari assomigliano a quelle di una persona sana di 70 anni, ma il suo flusso sanguigno, ovvero l'ossigenazione dei muscoli, è pari a quello di una ventenne. Insomma, la genetica combinata ad un giusto stile di vita rendono Emma una giovane 92enne con tanta energia e ancora tanti traguardi da raggiungere correndo.